Allora, torniamo a noi, stiamo parlando di problemi di qualità di vita che vengono dal fatto che invecchiando si è anche molto più soli, ci sono meno stimoli, giustamente la segretaria parlava di alimentazione, anche di bere, dovete bere tantissimo perché c'è bisogno di idratarsi anche per far funzionare il cervello, ma segretaria Trentin. Volevo riprendere il ragionamento che è stato fatto adesso. Mantenersi in buona salute vuol dire anche essere parte di questa società. Allora, se io ho in Italia 3 milioni di persone che dichiarano che non hanno una rete sociale di supporto al di fuori della famiglia, e ho più famiglie composte da una persona sola, c'è bisogno che chi sta intorno crei una rete di vigilanza, chiamiamola così, che vuol dire l'aiuto che veniva citato prima, quindi la spesa piuttosto che un controllo anche se si è vivi, perché sono sempre di più i casi in cui uno magari cade e si fa male, muoiono in casa da soli, certo. No? Allora, se è questo, anche fare volontariato dentro una rete magari anche coordinata, come c'è qualche esperienza dai comuni, vuol dire stare bene noi e aiutare un altro. Quindi stare bene in salute vuol dire curarsi da un punto di vista fisico, curarsi da un punto di vista mentale, perché se la testa è a posto anche il corpo, e nello stesso tempo fare vita sociale, perché è utile a noi stessi ma anche utile agli altri. Quindi queste reti solidali nel territorio nascono se noi andiamo a tirare per la giacca l'assessore alle politiche sociali, che attivi quei percorsi virtuosi che mettono i cittadini in condizioni di trovare l'occasione per impegnarsi su questo. Assolutamente. Ecco, infatti io chiedo, qua stiamo parlando di anziani, vediamo giustamente il grafico che voi presentate più volte per capire di cosa stiamo parlando, e poi relativamente al discorso anziani e qualità della vita abbiamo un'altra fotografia di una situazione dove la non autosufficienza, appunto lei parlava di vita sociale, 2022 partecipazione sociale, il 16% degli italiani e il 27% degli anziani in Veneto hanno una partecipazione alla vita sociale, che non è tantissimo, e la non autosufficienza purtroppo coinvolge 13 milioni di persone, cioè sono numeri veramente spaventosi da questo punto di vista. Quindi l'autonomia, ecco qua lo vediamo, prego segretaria Trentin, riguarda purtroppo non tantissime persone, perché tanti hanno ancora dei problemi di supporto. Allora, quindi ma la legge cosa prevede? Che diritti hanno? Noi parliamo normalmente delle criticità forti, no? Quindi la non autosufficienza nei casi limite, e diamo risposte a questo. Siamo meno attenti a vedere cosa c'è prima, perché ci sono livelli di non autosufficienza non gravissimi che hanno bisogno magari di poco aiuto, ma che hanno comunque un bisogno. Vediamo infatti la slide, esatto, andiamo alla slide successiva. Per esempio al trasporto, che fanno le associazioni di volontariato per accompagnare anziani che magari non stanno bene in quel momento a fare visite, a fare cure, quindi la rete di cui parlavamo prima può sopperire anche in parte a una serie di bisogni che non sono gravissimi, perché quelli vanno curati in altro modo. Però il bisogno c'è e non è monitorato, perché non c'è un osservatorio in Italia che monitori tutta questa. Allora diventa importante, secondo me, che ci arrivino le segnalazioni, ci dicano le cose che non vanno bene, perché per noi diventano fonte di verifica e magari di intervento successivo. Quindi andare nelle sedi, chiamare e provare anche a chiedere cose che magari noi non vediamo, ma chiedere e dire guardate che c'è questa situazione, io credo segnalare, che bravissima, importante, segnalare diventa molto importante. Tra l'altro, segretaria, chiedo a lei, a livello interministeriale si è creato un comitato che quindi
In realtà esistono delle norme di tutela, esiste una struttura organizzata che dovrebbe provvedere a fornire dei servizi per far fronte a dei bisogni. Sì. E la famosa legge delega sugli anziani. Beh, è già qualcosa che ci sia una legge che in qualche maniera rappresenti e tuteli tutto il mondo degli anziani. Finora sono usciti dei decreti che hanno in qualche maniera regolato alcuni aspetti della non autosufficienza. Adesso c'è tutta quella parte rispetto alla quale noi stiamo attendendo i decreti legislativi successivi, quindi che vengano emanate norme che attuano un percorso che la legge in generale definisce, e c'è una governance, una gestione centralizzata che definisce il piano e definisce anche le modalità di coordinamento a livello territoriale. Quindi non c'è più solo un percorso regionale, un percorso comunale, ma c'è anche un quadro nazionale che definisce obiettivi e tempi con cui questi obiettivi devono essere comunque perseguiti. Dentro la legge degli anziani c'è tutta la parte dell'invecchiamento attivo, quindi riguarda la dignità e l'autonomia della vita, e l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione delle fragilità. Se noi vediamo nella rappresentazione che vi abbiamo anche fatto avere, io vorrei che l'ultima, quella della non autosufficienza, fosse veramente marginale all'interno del percorso che noi andiamo a raccontare qua oggi. Ecco, l'importante è concentrarsi su come noi dobbiamo, la norma deve muoversi affinché con le prossime emanazioni di legge si definisca tutto il percorso strutturato all'interno di una norma e all'interno di una programmazione, di un coordinamento, e come diceva Maria, il coordinamento porta poi alla verifica dei risultati rispetto agli obiettivi da raggiungere, però strutturato dentro un percorso che è definito da una legge vuol dire avere garanzia che tutto non diventi comunque la solita propaganda che viene fatta, ma è contestualizzata in comitati e in proprie diramazioni a livello regionale. Voglio dire, i tempi purtroppo si stanno andando molto in là. Noi vorremmo che da questo punto di vista chi ci governa prendesse in mano più velocemente tutti questi decreti attuativi. Cosa si può fare perché questi tempi vengano accelerati? Quello che noi facciamo quotidianamente, che è quello di fare pressione da un punto di vista nei confronti della politica. Però adesso siamo in campagna elettorale, adesso gli obiettivi sono altri e quindi noi aspettiamo che arrivi la data delle elezioni e poi si ritorni a parlare di quelle cose che servono veramente a chi noi rappresentiamo. Assolutamente. A livello proprio pratico, concreto, le competenze sono c'è un sistema nazionale che abbiamo visto che coordina il tutto, poi ci dovranno essere le leggi di attuazione, ma è la regione che ha un ruolo importante, Maria Trentin. Allora, la sanità è gestita a livello regionale. E quindi è chiaro che diventa primario il lavoro fatto in regione e quindi anche di impostazione. Però io vorrei ricordare che ci sono anche responsabilità molto più vicine a noi. Per esempio, le norme dicono che il sindaco è il garante della salute dei cittadini. Allora, non è così vero che la sanità da un punto di vista organizzativo è a Venezia e poi nelle USL, ma in termini di responsabilità politica noi abbiamo un referente che è il nostro sindaco, che magari lo troviamo al bar alla mattina. Quindi chiedere conto alla politica vuol dire chiedere conto alla regione, ma vuol dire chiedere conto anche al mio sindaco, perché un ruolo ogni comune ce l'ha dentro gli organismi delle unità sanitarie locali. Allora la voce del cittadino serve se si fa una manifestazione sindacale, ma serve anche nel territorio. Infatti, e quindi io invito proprio tutti a non aver paura,
a disturbare da questo punto di vista, perché è importante che ognuno cerchi di sollecitare attenzione. L'amministrazione non deve guardare solo le strade, la viabilità, altre cose, le rotatorie, tutte queste cose qua che sono importanti per la sicurezza, ma devono anche avere chiaro che anche i comuni hanno un ruolo importante nella vita dei cittadini da un punto di vista sanitario e anche sociale. Questo è bene ricordarlo. Tra l'altro anche voi come sindacato avete un potere contrattuale, i momenti di incontro con i comuni, di famosa contrattazione sociale, che è il partecipare agli incontri con le amministrazioni e cercare di capire che progettualità, che percorsi vengono previsti su tutto il tema del sociale, del sociosanitario. E è per questo che noi siamo portatori anche di indicazioni che ci vengono dai nostri anziani. E a quel tavolo noi non solo chiediamo conto al singolo assessorato, soprattutto al sociale, che percorsi mette in atto, ma anche siamo propositori da questo punto di vista. Adesso ci sono le elezioni amministrative in molti comuni. Per esempio i nostri anziani magari qualche volta invece di stare davanti alla televisione, che escano, si vestano e vadano ad ascoltare a qualche incontro nel territorio che i candidati sindaci fanno e chiedere loro conto rispetto agli anziani che programma hanno, cosa hanno messo in programma. Che è banalissimo, però è veramente banalissimo, ma alzare la mano e dire ma per me anziano cosa state facendo? Secondo me è non solo vivacità dell'anziano, che secondo me c'è e ci sarà sempre, ma è anche far capire che esistiamo, che ci siamo, che non basta una legge per darci rappresentanza e visibilità, ma che insomma quando vogliamo ci siamo anche a chiedere, perché paghiamo le tasse, anzi siamo i più maggiori contribuenti da questo punto di vista come pensionati. Allora grazie, siamo giunti al termine. Grazie Tina Cupani, segretaria generale FNP CIS del Veneto, grazie a Maria Trentin del sindacato dei pensionati nella consulta regionale per l'invecchiamento attivo. Chiare parole precise, siate anche voi partecipi del vostro invecchiamento attivo, quindi in modo pratico, pragmatico, ma anche partecipando a quello che può essere fatto, che può essere di aiuto e supporto, e tirando quindi la giacchetta dove serve. E c'è il sindacato che vi può aiutare naturalmente, quindi stimolate i bisogni e le necessità. Buon proseguimento, ci vediamo presto.